Via tutto, via le risorse previste dal Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione, svariati milioni di euro per aiutare le famiglie che non riescono a pagare l'affitto. In Veneto un anno fa avevano fatto domanda in 35.735, per lo più si trattava appunto di famiglie, per un totale di oltre 22 milioni di euro stanziati, cancellati quest'anno con un colpo di spugna dal governo Meloni, anzi con una circolare che a sua volta la regione si è premurata di inoltrare alle amministrazioni comunali. In pratica Zaia si è limitato a informare i comuni veneti come se gli amministratori locali non fossero stati già a conoscenza del problema. Ma Zaia non ha chiesto nuove risorse al governo. L'accusa di Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 21 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda lo stop agli aiuti per l'affitto. Roma taglia 22 milioni e la regione è inerte. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Laura Berlinghieri. L'emergenza casa in Veneto. Nel 2022 sono arrivate oltre 35.000 domande dalle famiglie venete in difficoltà. La regione scrive una lettera ai comuni informati della decisione, ma non prevede alcuno stanziamento extra. Abbiamo visto le dichiarazioni della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Erika Baldin. Zaia ha solo informato i comuni senza però chiedere nuove risorse al governo, nel quale c'è anche la Lega. Interviene anche Elena Ostanella del Veneto che vogliamo. Migliaia di famiglie venete ora sono nell'angoscia, complici un'inflazione robusta e stipendi sempre più bassi. Ma vediamo la vicenda in sintesi, nella sintesi proposta dai quotidiani del gruppo Gedi, che pubblicano poi tutti i numeri del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Lo scorso anno 22 milioni di euro per il Veneto, oltre 35.000 domande per un fondo, quello per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che venne istituito nel 1993 dall'articolo 11 della legge 431. All'epoca il governo era guidato da Massimo D'Alema. Il fondo è destinato al sostegno appunto alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Le risorse sono assegnate dalla regione e dai comuni. Nel 2022 sono state 35.735 le famiglie venete che hanno fatto domanda per accedere alle risorse di aiuto per il pagamento dell'affitto. Alle famiglie idonee sono stati assegnati in totale 22 milioni di euro. Il governo ha tagliato integralmente i fondi destinati all'aiuto per il pagamento degli affitti. La decisione è stata comunicata alla Regione Veneto, che il 6 settembre scorso ha inviato una circolare a tutte le amministrazioni locali. Questa, in sintesi, la vicenda nell'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo Gedi. Noi ora voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Intanto una notizia flash, IT Alert, oggi alle 12 il test Veneto, messaggio in arrivo sui cellulari. La notizia ancora sui quotidiani del gruppo Gedi. Tutti i dispositivi agganciati alla rete riceveranno un SMS di prova e suoneranno. L'invito è andare poi sul sito dedicato e rispondere a un questionario. Si tratta insomma del test di un sistema di allerta, un sistema di allarme in caso di emergenze, un sistema di allarme pubblico nazionale gestito dal Servizio Nazionale di Protezione Civile. Quindi oggi alle 12 il test in Veneto, aspettiamoci un SMS con suoneria sul nostro dispositivo. Voltiamo pagina, la sanità regionale. Il Partito Democratico attacca, o meglio replica, alle dichiarazioni dell'ex direttore generale della sanità veneta Luciano Flor, che ha proposto un sistema misto per la sanità, misto tra finanziamento pubblico e assicurazioni private. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Sveglia Veneto. Leggiamo
La risposta del Partito Democratico: Flor svela il piano per privatizzare la sanità pubblica. Le parole e gli scenari disegnati da Luciano Flor, fino a poco tempo fa DG della sanità in Veneto, sono eloquenti. Tali affermazioni certificano un disegno che la destra sta realizzando: la privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Così Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Chiara Luisetto, consigliere regionali del PD. E sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo Gedi un'altra notizia in tema di sanità, e il titolo è chiarissimo: sanità privata in crescita, rivedere i limiti di spesa delle realtà accreditate. Questo è un virgolettato, la seconda frase è un virgolettato proprio dei rappresentanti della sanità privata, che chiedono una revisione dei limiti di spesa, insomma chiedono più finanziamenti pubblici, le strutture private accreditate, per poter accrescere il volume delle visite e quindi anche il volume di affari. Progressivo aumento delle richieste di prestazioni, dice Puntin di AIOP, l'associazione che raggruppa il maggior numero di strutture ospedaliere accreditate in regione. Aggiunge: è inderogabile cambiare le norme che regolano i finanziamenti. Insomma, continua la galoppata verso la privatizzazione della sanità pubblica. E noi proseguiamo la nostra rassegna stampa spostandoci invece sul Corriere del Veneto. Parliamo di università. È stato diffuso il primo QS Europe Ranking 2024, cioè la classifica dei migliori atenei d'Europa, tracciata da esperti mondiali della formazione universitaria e manageriale in base alla reputazione internazionale, alla quantità e impatto della ricerca prodotta, alle risorse dedicate all'insegnamento, all'internazionalizzazione e ai risultati occupazionali. Una classifica che posiziona piuttosto in basso Padova, Verona e Venezia sulle 688 università valutate in 42 stati, 52 tra queste sono italiane sulle 97 totali. Ebbene, Padova è in 89esima posizione, Ca' Foscari appare solo al 227esimo posto e Verona occupa la piazza numero 311. Quindi il titolo: le migliori università d'Europa, il Veneto rimane fuori dalle prime 50. D'altra parte però gli stessi esperti sottolineano che l'Italia si posiziona al quarto posto in Europa per il numero di università in classifica ed eccelle per la ricerca, la promozione della sostenibilità e per la capacità di incoraggiare gli studenti a vivere esperienze di scambio culturale all'estero. Insomma, una classifica tra luci e ombre, soprattutto ombre per il Veneto, qualche luce invece per il sistema Italia. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima ancora dal Corriere del Veneto: pista da bob, il dossier non si chiude, trattative infinite con le imprese. Dopo l'asta deserta anche la procedura negoziale non dà esiti, aziende preoccupate per i costi troppo alti. Sono 807 i giorni di cantiere per completare la pista, secondo il cronoprogramma, e così i lavori finirebbero a meno di 3 settimane dai giochi. 6 febbraio 2026 la data di avvio dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, finiranno il 22 febbraio. Quali sono i nodi del progetto? Il rifacimento della pista da bob di Cortina costa 81 milioni di euro, a cui vanno aggiunti, tra somme disponibili e IVA, 43 milioni. Le imprese temono che non siano sufficienti a causa degli extra costi sulle materie prime. C'è poi il problema dei tempi di realizzazione, con l'inaugurazione dei giochi fissata per il 6 febbraio 2026, come abbiamo visto. Ipotizzando un inizio lavori al 31 ottobre, il cantiere sarebbe completato per il 15 gennaio 2026. Nel frattempo si organizza il fronte del no, da Legambiente al CAI, gli ambientalisti protestano in piazza, domenica corteo a Cortina con scrittori e atleti contro questo progetto giudicato faraonico e altamente impattante per l'ambiente. Alex Bellini dice: progetto incoerente sul tema della sostenibilità. Paolo Cognetti: quest'opera è costosa ed è pura speculazione edilizia. Voltiamo pagina, sempre sulle Dolomiti, ma ora sulle pagine del Gazzettino. Corse d'auto sulle Dolomiti, ritirate 10 patenti di guida, controlli in serie dei carabinieri di Cortina sui tornanti tra il passo Falzarego e il Pordoi. In alcuni casi gli albergatori avevano messo
le potenti vetture sportive a disposizione dei turisti. Sorpassi ad alta velocità, derapate, guide contromano, 10 pattuglie nei punti critici, hanno elevato 37 multe. Insomma, quello delle corse d'auto sportive sui passi dolomitici è veramente un problema, una vera piaga. In una sola giornata, un martedì peraltro, ritirate 10 patente di guida. Questo ci dà la dimensione del fenomeno. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia dalle pagine del Gazzettino. Padova, il comune in giudizio accanto alle famiglie Arcobaleno. Dopo lo stop della procura ai figli di due mamme, la giunta Giordani si costituisce nel procedimento e quindi continua l'amministrazione comunale di Padova a schierarsi dalla parte delle famiglie Arcobaleno in questa brutta vicenda che vede l'intervento della magistratura nella vita di queste famiglie e in particolare dei bambini. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.